Bentrovati in studio, non ci sono aggiornamenti dell'ultima ora, è tutto dunque per questa edizione. Vi lasciamo a Barzellette e a seguire a Sicilia Cabaret. Una buona serata con la programmazione di Antenna Sicilia. Entra nel mondo dell'informazione con l'app Sicilia Web. Resta sempre aggiornato con le news e le live in diretta. Buongiorno e benvenuti alla TG Sicilia, vediamo i titoli di questa edizione. Ferragosto nero a Fontanarossa, nuovo stop ai voli fino alle 2 di domani, ancora passeggeri a terra tra voli cancellati o dirottati negli altri scali. Non mancano gli sciacalli dell'emergenza che chiedono fino a 700 euro per un transfer da Catania a Palermo. Ma chi deve pagare per tutti i costi extra lo abbiamo chiesto alle associazioni dei consumatori. Intanto sull'Etna non si arresta l'eruzione e l'emissione di cenere dai crateri sommitali, ordinanze e restrizioni alla circolazione a causa dell'eccezionale afflusso di visitatori e curiosi. Dramma al depuratore di San Vito Lo Capo, la procura di Trapani ha disposto l'autopsia sui corpi dell'operaio e del soccorritore morti ieri mattina, effettuati i primi rilievi tecnici nella vasca e nella zona antistante la struttura. Agguato in pieno giorno a Siracusa, un uomo a bordo di uno scooter spara in mezzo al traffico contro un padre e un figlio e caccia al responsabile. Ferragosto sicuro, scattano i divieti ad Agrigento, droni e controlli rafforzati sul litorale di San Leone. Da Palermo a Messina proibiti falò, bivacchi sulle spiagge e assembramenti. Catania e i devoti di Sant'Agata pronti a celebrare il ritorno in patria da Costantinopoli delle reliquie della patrona della città, 3 giorni di grande fede che cadono nel 9° centenario. Calcio in Serie C, risolta la grana fideiussione, adesso il Catania può pensare al campo. Questo pomeriggio rossazzurri a Parma per la Coppa Italia. Ancora ben trovati a questa prima edizione del nostro telegiornale. Allora, in primo piano c'è sempre l'Etna, ma soprattutto la situazione all'aeroporto di Fontanarossa. Stop ai voli fino alle 2 del 15 agosto, con pesanti ricadute ancora su turismo ed economia in giorni di festa e di altissima stagione. Operativo invece Comiso, sotto pressione lo scalo di Palermo. E intanto si fanno largo anche gli sciacalli, come denuncia l'attore Laganà. Sentiamo Tonino De Mano. Se non siamo pronti con il servizio, andiamo avanti con appunto i costi extra. Allora ritorniamo al nostro servizio di apertura e vediamo qual è la situazione appunto a Fontanarossa questo 14 di agosto. Ci fermiamo un attimo per una pausa, ritorniamo tra poco con i nostri servizi. Bentornati in diretta con il TG Sicilia. Dicevamo in primo piano la situazione a Fontanarossa dopo questo ennesimo stop ai voli annunciato dalla SAC. Non si volerà sino alle 2 di domani mattina. Ma sentiamo il servizio di Tonino De Mano. Stop ad oltranza e niente voli fino alle 2 del 15 agosto. Un ulteriore blocco che getta nel panico migliaia di passeggeri in transito all'aeroporto Fontanarossa, che sta vivendo una delle emergenze più drammatiche degli ultimi 20 anni. Le bizze dell'Etna lasciano il segno, rovinano le vacanze e complici problemi strutturali, organizzativi e di gestione di uno scalo sotto un vulcano attivo provocano danni a cascata economici e di immagine. Gli effetti dell'eruzione, come detto, continuano a bloccare l'operatività dell'aeroporto etneo. La SAC ha comunicato
annunciato l'estensione della chiusura del settore C1 e B3 con conseguente sospensione degli arrivi e delle partenze fino alle 2 di Ferragosto, ma si tratta di un termine che dipenderà dall'evolversi della situazione dell'Etna. Resta operativo invece l'aeroporto di Comiso, che martedì sera aveva sospeso l'attività per contaminazione da cenere lavica. Particolarmente sotto pressione lo scalo Falcone Borsellino di Palermo, preso d'assalto da migliaia di viaggiatori con file interminabili e scene di caos e bagagli sparsi nell'aerostazione. E non mancano gli sciacalli dell'emergenza che chiedono fino a 700 euro per un transfer da Catania a Palermo. Tra i tanti passeggeri bloccati anche l'attore Filippo Laganà, che posta su Instagram un video denuncia. Ci viene suggerito di andare verso l'aeroporto di Palermo a spese nostre ovviamente, senza darci nessun tipo di rimborso né una navetta a disposizione, e il costo delle navette per arrivare dall'aeroporto di Catania all'aeroporto di Palermo è di 700 euro a persona. Allora io mi chiedo, siamo in Italia, siamo nel 2026, il vulcano sta qua da sempre, ma forse c'è qualcosa che non funziona? Ed insorgono le associazioni di categoria che invocano controlli antispeculazione. Ecco, lo avete sentito, appunto i passeggeri sono alle prese in questi giorni con soluzioni fai da te e soprattutto con costi extra tra alberghi, tra ovviamente transfer, anche avete sentito da 700 euro e nuovi biglietti. Ma chi pagherà per tutti questi costi non preventivati? Lo abbiamo sentito a Confconsumatori. Luca Ciliberti. Cancellazioni, ritardi, costi extra e vacanze rovinate. Ma chi pagherà per tutto questo? Lo abbiamo chiesto all'avvocato Carmelo Calì, esperto di questi temi. Sono dovute le compagnie, lo stabilisce il regolamento comunitario, lo ha confermato la Corte di Giustizia europea con diverse pronunce. A chi spettano invece i costi dei trasferimenti verso gli altri scali? Tutte le spese sono a carico della compagnia, che deve predisporre un adeguato servizio. Se la compagnia non dovesse provvedere, e quindi se il passeggero sarà costretto a provvedervi autonomamente, ha diritto ad avere rimborsate tutte le somme che ha pagato per raggiungere l'aeroporto dove sarà stata programmata la partenza. E poi c'è chi da giorni è costretto a pagare pernottamenti in attesa di poter ripartire verso casa. Tutte cose a cui deve provvedere la compagnia. Se la compagnia non vi provvede, il consumatore faccia le ricevute, perché ha diritto ad avere rimborsato tutto, sia l'albergo, sia i pasti, sia il transfer dall'albergo all'aeroporto e viceversa. Infine, chi ha perso il volo e non è potuto partire spesso rovina anche l'intera vacanza. Anche in questo caso, di chi è la colpa? Ma certamente non vi può essere una responsabilità da parte della compagnia o del tour operator per la vacanza rovinata, perché è chiaro che si tratta di un fenomeno che sfugge alla loro capacità di controllo. Però bisogna vedere caso per caso, perché in molti casi l'inadempimento della compagnia o del tour operator sotto diversi profili, cioè l'incapacità di porre subito rimedio alla situazione che si è verificata, potrebbe determinare il diritto del consumatore ad avere risarcita la vacanza rovinata. E intanto sull'Etna non accenna a diminuire l'eruzione, prosegue l'emissione di cenere dai crateri sommitali. Intanto sono anche tanti i curiosi, i turisti che si recano sul vulcano e quindi per questo ci sono delle restrizioni alla circolazione, proprio per questo grande afflusso di gente. Sentiamo. L'Etna non dà tregua, l'attività dei crateri sommitali che produce la nube di cenere vulcanica in atmosfera non accenna a diminuire, una situazione costantemente monitorata dall'INGV di Catania, che però non ha elementi per sbilanciarsi su un eventuale termine di questa situazione che sta producendo i disagi al trasporto aereo sull'aeroporto di Catania. Non è facile prevedere che tempi ci saranno per la fine di questa attività. Oggi chiaramente non ci sono segni di regressione, anzi negli ultimi giorni registriamo un leggero aumento sismico. Prosegue anche l'attività effusiva dalle bocche eruttive a quota 2750 metri, 2090 metri e 1900 metri. Sì, le colate laviche sono chiaramente ancora alimentate, alcuni bracci sono in raffreddamento, ma il fronte più avanzato che è
vicino a Rocca Capra è intorno a una quota di 1360 metri e comunque allo stato attuale non danno alcune preoccupazioni. L'eruzione, soprattutto a bassa quota, attira inevitabilmente la curiosità di tanti appassionati e turisti che vogliono avvicinarsi al fronte lavico. Per questo motivo la città metropolitana ha disposto il divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata lungo alcuni tratti delle strade metropolitane interessate dall'eccezionale flusso di visitatori e curiosi che si fermano lungo le arterie montane, specificatamente nella zona del rifugio Citelli Milo. La crisi dell'aeroporto catanese diventa territorio di scontro. CGIL e CISL e UIL chiedono una gestione integrata. Figuccia della Lega prefigura l'invio dell'esercito e c'è chi pensa a un nuovo aeroporto del Mediterraneo. Adelaide Barbagallo. Gli aeroporti siciliani devono operare soprattutto in situazioni di emergenza in una visione integrata del sistema aeroportuale della mobilità regionale. Così CGIL, CISL e UIL Sicilia intervengono sulla crisi di Fontanarossa e sulla sospensione dei voli nello scalo di Catania. I sindacati chiedono alla Regione un incontro urgente assieme ai gestori degli aeroporti isolani per affrontare in modo strutturale la gestione delle emergenze. Mentre non si placa la polemica politica sulla gestione attuale, da più parti piovono critiche. Faraone di Italia Viva si chiede perché oggi Fontanarossa è di nuovo paralizzato alla cenere vulcanica e migliaia di passeggeri vengono lasciati per ore senza informazioni certe, assistenza adeguata e soluzioni alternative. Servono protocolli efficienti, comunicazioni tempestive, collegamenti alternativi e un piano permanente per assistere i viaggiatori. Tutte cose assai meno epiche dello spostamento di un aeroporto, riferendosi all'intervento del ministro Musumeci che ieri aveva ricordato come già nel 1999 avesse predetto che l'aeroporto di Catania si trovasse in una posizione non felice. Vincenzo Figuccia, deputato della Lega all'Ars, chiede al governo di valutare l'immediato impiego dell'esercito e dei suoi mezzi logistici presenti in Sicilia per supportare la protezione civile e contribuire al trasferimento organizzato dei passeggeri tra gli aeroporti e le principali città dell'isola. E c'è chi pensa a un aeroporto intercontinentale del Mediterraneo da costruirsi nel Messinese con la società Shara Holding che annuncia in una nota ufficiale l'avvio della manifestazione di interesse alle aree e agli immobili nei comuni di Barcellona, Meri e Milazzo. E adesso voltiamo pagina alla cronaca. La Procura di Trapani ha disposto l'autopsia sui corpi di Davide Anselmo e Francesco Bulgarella, morti ieri mattina all'interno del depuratore di San Vitolo Capo. Il primo, dopo essere sceso nella vasca della struttura, ha accusato un malore, mentre l'altro, il soccorritore, è deceduto mentre gli praticava un massaggio cardiaco, appunto per tentare di salvare l'operaio. Effettuati i primi rilievi tecnici nella vasca e nella zona antistante la struttura, ma sentiamo i dettagli nel servizio di Laura Spanò. Non si arrabbiava mai, era di bontà, era quanto la sorella. Piange e si dispera la moglie di Francesco Bulgarella, l'operatore sanitario del 118 deceduto ieri mattina dopo aver tentato di salvare, ma invano, la vita a Davide Anselmo di 45 anni, l'operaio che dopo essere sceso all'interno della vasca del depuratore ha accusato un malore stramazzando a terra esamine. Una disgrazia senza uguali, quella che si è consumata ieri mattina sotto gli occhi attoniti di quanti erano arrivati sul posto dopo l'allarme lanciato da un collega di Anselmo. Non è chiaro cosa sia potuto accadere all'operaio dell'azienda che gestisce la struttura in quella vasca, così come non è chiaro se il soccorritore sia deceduto per un malore dovuto al caldo, ieri c'erano oltre 40 gradi, o perché ha respirato esalazioni tossiche. Per entrambi i casi sarà la magistratura ad accertare così è avvenuto. Sul posto i colleghi del soccorritore hanno provato per oltre mezz'ora a rianimarlo, ma invano. La Procura di Trapani, che ha aperto un fascicolo, ha disposto l'autopsia sui corpi di Anselmo e Bulgarella. Una prima ricognizione è stata effettuata sul posto dal medico legale, presente anche il magistrato di turno. L'aria è stata transennata e sono stati effettuati rilievi per scongiurare eventuali fughe di gas tossico. Sono intervenuti i tecnici del nucleo specializzati in analisi batteriologiche, chimiche e radiologiche dei vigili del fuoco per misurare i livelli di tossicità nella zona e nella vasca. Presenti anche i funzionari dello Spresale di Trapani. Al vaglio degli inquirenti c'è anche il rispetto delle normative sulla sicurezza attuate
situate nella struttura. La Procura in queste ore dovrà anche decidere sull'opportunità di porre sotto sequestro l'impianto di depurazione. Il sindaco di San Vito Lo Capo, Francesco La Sala, intanto nel rispetto del dolore delle famiglie e di fronte alla gravità di quanto accaduto, ha disposto la sospensione di tutte le attività e di tutte le iniziative previste in occasione del Ferragosto come segno di rispetto e partecipazione al lutto che ha colpito la comunità. L'invito a tutti, cittadini, ospiti e operatori economici del territorio, è a vivere questi giorni con sobrietà e rispetto. Gli investigatori della squadra mobile potrebbero già aver individuato l'autore della sparatoria di ieri mattina in via von Platen nel centro di Siracusa, nel mirino padre e figlio colpiti da proiettili mentre erano al semaforo a bordo della loro Ape Calesse. Sentiamo Francesca Loi. L'agguato a mezzogiorno tra il traffico. Nel mirino due siracusani, padre e figlio di 53 e 31 anni. Erano su questa Ape Calesse, uno dei tanti mezzi caratteristici che portano i turisti in giro per la città. Entrambi adesso sono in ospedale all'Umberto I, con ferite d'arma da fuoco. A premere più volte il grilletto sarebbe stato un uomo a bordo di uno scooter che poi si è dileguato tra le auto. Tutto è accaduto qui, in via von Platen, una delle arterie più trafficate soprattutto nelle ore di punta. A pochi metri c'è il comando dei vigili del fuoco. Gli uomini della squadra mobile stanno dando la caccia al responsabile dell'agguato, che ha il sapore di un regolamento di conti. Comunque dalle telecamere dovrebbe spuntare il volto di chi ha sparato. Non può. Episodi come questo, ha detto il sindaco Italia, devono essere contrastati con determinazione, attraverso la collaborazione tra istituzioni, forze dell'ordine e cittadini. E c'è un incidente mortale a Messina. Alessandro Allegra, di 21 anni, è morto in uno scontro tra due autovetture nel tardo pomeriggio di ieri a Tusa, nel Messinese, sulla strada provinciale 177. Allegra era al volante della sua BMW quando, per cause in corso di accertamento, si è scontrato contro una Mercedes proveniente in senso opposto e guidata da una cinquantenne. La donna è rimasta gravemente ferita nel violento impatto ed è stata trasferita d'urgenza in elisoccorso all'ospedale Papardo di Messina. Per il ragazzo invece non c'è stato nulla da fare. La Guardia di Finanza di Catania ha arrestato due uomini trovati in possesso di 11 kg di cocaina. Le Fiamme Gialle hanno effettuato una perquisizione in un'abitazione di Ispica nel Ragusano, dove sono stati rinvenuti 10 panetti di sostanza stupefacente, un bilancino di precisione, materiale vario per il taglio e confezionamento dei narcotici e denaro contante per 2.250 euro. E adesso cambiamo ancora argomento. Oggi vigilia di Ferragosto, sono tanti i divieti e le ordinanze in tutta la Sicilia. Le sentiamo nel servizio di Davide Sardo. Ferragosto blindato in Sicilia e ad Agrigento i controlli si alzano anche in volo. A San Leone, cuore della movida estiva, scatta il piano straordinario per gestire gli accessi e contenere gli assembramenti. Pattuglie, barriere e dissuasori saranno affiancati dai droni. Gli occhi elettronici sorvoleranno il litorale per monitorare i flussi, controllare gli spostamenti e individuare eventuali falò o principi di incendio. Un dispositivo rafforzato in vista della notte più affollata dell'estate. Ma la stretta riguarda tutta la Sicilia. A Palermo, fino al 16 agosto, il sindaco Roberto Lagalla ha vietato assembramenti, picnic, tende e accensioni di fuochi alla Favorita e nell'intera area della riserva di Monte Pellegrino. Sulle spiagge, nelle fasce serali e notturne, stop anche a manifestazioni pubbliche ed eventi aggregativi. Vietato inoltre accatastare legname o altri materiali infiammabili e predisporre tende. E nella notte tra il 14 e il 15 agosto scatta il divieto di vendita e consumo di bevande alcoliche nelle aree demaniali. Niente bottiglie di vetro anche per le bevande analcoliche vendute per asporto. I trasgressori rischiano multe fino a 500 euro.
Misure analoghe da Marsala a Cefalù, da Messina a Siracusa. Ad Agrigento intanto il sindaco Michele Sodano vieta sulle spiagge legna, carbone, tende, attrezzature da campeggio e fuochi. L'obiettivo è prevenire incendi, situazioni di pericolo e assembramenti fuori controllo. Una notte di festa dunque, ma con una parola d'ordine: sicurezza. E adesso a Catania, dove i devoti di Sant'Agata sono pronti a celebrare il ritorno in patria da Costantinopoli delle reliquie della patrona della città nel 9° centenario. Sentiamo Adelaide Barbagallo. Tutto il popolo di Agata si metterà in cammino, un pellegrinaggio che inizierà la sera del 16 agosto con la veglia di preghiera ad Aci Castello, dove saranno giunte le reliquie della martire, e poi il 17 agosto con il rientro a Catania delle sacre spoglie e la conclusione in Piazza Duomo con l'incoronazione della Santa Patrona di Catania. La festa del 9° centenario del ritorno in patria da Costantinopoli, evento storico, sarà ricca di momenti significativi. I devoti sono invitati a indossare il sacco. Il 17 agosto alle 5 del mattino campane a festa. Il pellegrinaggio comincerà da Piazza del Rotolo a Catania. Un pellegrinaggio che, partendo dal luogo nel quale, secondo tradizione, sono state accolte dalla città le reliquie di Sant'Agata, cioè la rotatoria di Sant'Agata al Rotolo, giungerà fino alla cattedrale. All'arrivo delle reliquie il cranio sarà riposizionato nel busto recentemente restaurato. Tutto avverrà alla luce del sole. Con il solenne pontificale della sera si concluderà la giornata, ma non la festa. 4.200 le sedie in piazza. Il 18 agosto messa di ringraziamento per ricordare la dedicazione della cattedrale a Sant'Agata. Tanti gli eventi che suggelleranno questi giorni così significativi. Ricordiamo il progetto Tu sei Agata, il chilometro di tessuto realizzato nell'ultimo anno che attraverserà Vietnea, le icone contro le microdiscariche, lo spettacolo Santa Ituzza. Antenna Sicilia, Telecolor e Sicilia Web seguiranno in diretta questa straordinaria e storica festa della traslazione delle reliquie. Ad Agrigento, Pirandello, protagonista al Teatro dell'Efebo, di scena L'uomo, la bestia e la virtù nella rilettura di Augusto Zucchi, tra comicità e riflessione sull'ipocrisia della società borghese. Vediamo. Si dice ipocrites. Risate, riflessione e soprattutto Pirandello. Al Teatro dell'Efebo di Agrigento è andato in scena L'uomo, la bestia e la virtù, secondo appuntamento della settimana pirandelliana. Sul palco Augusto Zucchi, autore dell'adattamento e regista, insieme a Emanuele Durante, Anita Torrisi, Giuseppe Briganti e Leonardo Zucchi. Una rilettura in chiave più comica della celebre commedia pirandelliana, arricchita da elementi della novella Richiamo all'obbligo e dal film di Steno. Pirandello è, abbastanza complicato, lui vuole esserlo anche, no? Complicato nella sua filosofia, nella sua psicologia, un po' contorta, un po' ricercata, che ovviamente ha un suo grande valore, però questa a volte allontana un po' il pubblico dei giovani. Questo è un modo, no, attenzione, guardate che Pirandello può essere anche divertente. Una storia divertente ma che nasconde una critica dura all'ipocrisia della società borghese. Un modo per avvicinare anche i più giovani alla filosofia di Pirandello attraverso un linguaggio più semplice, diretto e ironico. Noi eravamo abituati a vedere la settimana pirandelliana davanti alla casa natale di Pirandello, ma è pur vero che negli ultimi anni la settimana pirandelliana era un po' diventata itinerante. Io ricordo l'edizione qui a Casa San Filippo del vitalizio, della Giara, gli ultimi spettacoli anche in centro ad Agrigento. Quindi perché no? Qua diciamo che è un teatro di cui siamo tutti innamorati. Teatro, comicità e cultura si sono incontrati così sul palco dell'Efebo nel segno del grande drammaturgo siciliano. Io ci conto. E adesso parliamo di lusso. Lo yacht a vela più grande del mondo ha fatto tappa al porto di Siracusa, il gigante del mare, in cui una camera di lusso può arrivare a costare anche 100.000 euro. Francesca Loi. Adesso il calcio, risolta la grana fideiussione, il Catania gioca oggi pomeriggio a Parma per i 32esimi di finale della Coppa Italia. Sentiamo Sergio Colosi.
Finalmente spazio al calcio giocato, risolta la grana fideiussione con garanzie economiche, il Catania può pensare alla sfida di oggi con inizio alle ore 18 allo stadio Tardini contro il Parma, valida per i 32esimi di finale della Coppa Italia Maggiore. Longo potrà inserire indistinte nuovi acquisti, Allegretto e Bruzzaniti, a parte qualche variazione darà spazio a coloro che si sono guadagnati la vetrina di Parma, superando ai rigori il Vicenza. Noi proveremo le nostre idee di cercare di avvicinare la forza che è sicuramente doppia della nostra, ma quando si fanno le partite nulla è precluso, quindi bisogna anche avere quel minimo di follia, di provare, di andare in campo e fare una bella figura. Noi dobbiamo cercare di essere bravi, mantenere il risultato in bilico più a lungo possibile, cercando di essere la migliore versione dell'umiltà possibile. Chi passa il turno affronterà la vincente di Cremonese Sampdoria, sino ai quarti di finale niente tempi supplementari e in caso di parità dopo i 90 minuti direttamente ai rigori. La partita sarà trasmessa in chiaro dal canale 20 di Mediaset. Arbitra Crezzini della sezione di Siena. Sul mercato i nomi caldi sono Di Gennaro, Gimenez e Dini in uscita, Vitale, Rocchetti e Patierno in entrata. Adesso la Serie B, dopo la tournée in Australia, il Palermo è pronto a fare rientro in Sicilia, adesso testa alla Coppa Italia, al Barbera arriva il Lecce. Marco Gulla. Il Palermo torna in Sicilia dopo la tournée in Australia e cambia marcia. Domani la ripresa degli allenamenti. Nel mirino c'è già la prima gara ufficiale della stagione, la sfida di Coppa Italia contro il Lecce in programma al Barbera lunedì, dove l'attesa cresce di giorno in giorno. Sono già oltre 23.500 i biglietti venduti. Intanto Pippo Inzaghi traccia il bilancio del lavoro svolto in Australia. Tra le note positive, i primi segnali arrivati da Strefezza, uno degli ultimi rinforzi a disposizione del tecnico. Sul fronte mercato, però, prima di pensare a nuovi ingressi, bisogna fare spazio. Il direttore sportivo Carlo Osti è alle prese con gli esuberi. Ormai vicina la cessione di Salindi a Chité allo Zulte Waregem. Restano da definire le posizioni di Buttalo, Brunori e Blen. Una situazione che riguarda da vicino anche l'attacco. Il Palermo cerca un vice Poyampalo, ma per sbloccare l'operazione sarà necessario prima chiarire il futuro di Jasiel Edouaron. Al momento resta invece congelata la pista che porta lo spagnolo Iker Almena. Sulle fasce, intanto Inzaghi può contare su due nuove soluzioni. Strefezza e Vavassori portano qualità, velocità e fantasia. Il tempo stringe e il Palermo è chiamato a completare il puzzle. Da una parte la preparazione al debutto ufficiale, dall'altra un mercato ancora da definire. Era il nostro ultimo servizio che chiude questa prima edizione del nostro telegiornale. Vi ricordo il prossimo appuntamento alle 13:30. Intanto vi lascio con Orazio Longo e la nostra rassegna stampa. A tutti voi una buona giornata. Entra nel mondo dell'informazione con l'app Sicilia Web. Resta sempre aggiornato con le news e le live in diretta.